Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview. Siamo nell'immediata vigilia della partita di Cava dei Tirreni in cui sarà impegnato il Catania. Ne parleremo diffusamente ovviamente nella nostra trasmissione. Parleremo anche della situazione in casa Messina dopo la marcia dei tifosi, anche le parole fra gli altri dell'allenatore della squadra giallorossa che fra parentesi riposa in questo turno. Lo faremo, parleremo di tutto questo ma anche di altro con due ospiti che ritrovo volentierissimo, due abitué dei nostri studi. Parto alla mia sinistra da Luca Di Gregorio. Ciao Luca. Buonasera Marco, buonasera telespettatori. E poi alla mia destra da Lucio Tosto. Ciao Lucio. Ciao Marco, ben trovato. Chi non manca mai è la nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco e buon pomeriggio a voi. Vi ricordo che durante la trasmissione ci sarà spazio per i vostri messaggi, quindi scriveteci al 342 77 12 855. E noi ovviamente aspettiamo i vostri messaggi, ma io torno subito da Anna perché sempre grazie a lei facciamo il punto della situazione, il prossimo turno di campionato e anche la classifica. Inizia la 36esima giornata di campionato domani alle 15 con due partite, Cavese Catania e Picerno Latina. Il 12 aprile alle 17:30 Giuliano Sorrento, domenica 13 aprile alle 17:30 Potenza Casertana e Trapani Altamura, alle 19:30 Avellino Monopoli e Cerignola Benevento. Si chiude la 36esima giornata lunedì 14 aprile alle 20:30 con Crotone Foggia e per questa giornata riposano Messina e Juventus Next Gen. Passiamo alla classifica giornata, l'Avellino in testa con 66 punti, Cerignola 64, Monopoli 54, Crotone 51, Catania Picerno 47, Benevento Potenza 46, Juventus Next Gen 41. Giuliano 40, Cavese 38, Sorrento Trapani 35, Altamura 34, Foggia 30, Latina 28, Casertana 26 e chiude la classifica il Messina con 19 punti. In questo momento Messina, grazie Anna, in questo momento Messina che parteciperebbe ai play-out, ma ricordiamo, come ha detto giustamente Anna, il Messina riposerà in questo turno di campionato. Noi dobbiamo andare di corsa perché fra parentesi in tutto questo dobbiamo anche sentire alcune dichiarazioni di Toscano che oggi ha parlato in conferenza stampa poche ore fa, prima della partita appunto di Cava dei Tirreni, ma intanto io vi faccio vedere una grafica che riguarda questa corsa ai play-off, perché la classifica l'abbiamo già vista, ma attraverso la nostra regia, sempre prontissima, andiamo a vedere quella gran folla che c'è in zona Catania, no? 47 punti, chiedo a Lucio e a Luca, 47 punti col Picerno, Benevento e Potenza invece a quota 46, con la differenza che le altre due squadre, vale a dire Benevento e Potenza, come vedete dalla grafica, devono giocare 3 partite, il Catania e il Picerno invece solo 2, il Catania fra parentesi 2 in trasferta. In questo momento è importante, sarebbe importante tentare di conservare il quinto posto in classifica. Quello è l'obiettivo penso del Catania e secondo me è auspicabile perché il Catania è attraverso un buon momento di condizione, al di là di quello che è stato poi l'ultimo risultato, però il Catania non ha demeritato ed era reduce anche da altre prestazioni positive, questo dovuto anche al recupero di tanti infortunati, quindi il Catania può tranquillamente aspirare a vincere le 2 partite in campo esterno perché sono alla portata sicuramente del Catania. Anche se poi lo vedremo, Toscano oggi ha riparlato di quello che è stato vissuto con l'Avellino e anche di che cosa vuole in più dal suo Catania. Luca, sì, cosa pensi di questa griglia, diciamo, che abbiamo visto poco fa? Sono d'accordo con Lucio nel fatto che il Catania è in un ottimo momento, però per conservare quella posizione lì intanto deve vincere le due partite, mentre le altre, soprattutto Benevento e Potenza, hanno una gara in più, tra cui Potenza c'ha lo scontro diretto con il Catania. Quindi il Catania deve pensare prima a vincerle tutte e due, perché sennò si rischia anche di perdere il quinto posto. Andiamo a vedere invece le date dei playoff, le abbiamo già viste nella scorsa puntata, ma andiamo a riguardarle insieme anche per fare nuovamente il punto. Domenica 4 maggio e mercoledì 7 maggio la prima e seconda fase dei playoff del girone. Ricordo che ad esempio chi arriva quinto in classifica ha la possibilità di giocare in casa il primo turno, quello che vedete al 4 maggio, e in casa anche il secondo
turno con 2 risultati su 3, perché la gara è unica, gara secca, 2 risultati su 3, se si arriva al 90° con il pareggio passa la squadra meglio classificata. Ecco perché è così importante arrivare lì davanti in classifica. E poi fase playoff nazionale, guardate le date, chiaramente si parte, in questo caso ci sono gare di andata e ritorno, poi entrano in ballo nella ultima parte dei playoff del girone, la quarta in classifica, poi ovviamente la terza, diciamo, e via discorrendo. La strada è abbastanza... La strada è abbastanza lunga, tutti hanno detto è un campionato nel campionato, anche perché partecipano veramente tantissime squadre. Infatti il Catania ci arriva, se continua così, in un ottimo momento di forma, recupera dei giocatori importanti, uno su tutti inglese, quindi arrivare quinti, quindi fare 2 partite in casa con 2 risultati è importantissimo. Vedremo che cosa succederà, chiaramente anche di inglese parleremo durante questa puntata. Intanto andiamo a sentire Toscano, la prima parte di conferenza stampa che abbiamo riproposto per voi, parla di ciò che si è visto con l'Avellino e anche dell'avversario di domani, cioè la Cavese. Sentiamo. Sì, abbiamo fatto una buona prestazione, ma io intendo aver fatto una buona prestazione il fatto di aver prodotto e aver limitato la pericolosità degli avversari. Domenica abbiamo prodotto, l'abbiamo limitata per quelli che erano lo spessore dell'Avellino, però nel dettaglio, negli episodi determinanti ci deve insegnare qualcosa quella partita. La partita di domani, secondo me, per altri aspetti c'ha, se non le stesse o maggiori difficoltà di quella con l'Avellino. Troviamo una squadra che vuole entrare nei playoff, una squadra dinamica, una squadra di corsa, di gamba, nel loro stadio, quindi devi essere pronto e ci vuole il miglior Catania domani per portare a casa la partita di Cava. Il miglior Catania è l'insegnamento della partita con l'Avellino. Ma giustamente parlava di episodi, perché se noi andiamo a vedere la partita con l'Avellino, il Catania sicuramente non meritava questa sconfitta per quello che ha prodotto in campo, come diceva l'allenatore, e per quello che non ha fatto produrre alla squadra avversaria. Però è chiaro che a certi livelli e in determinate partite gli episodi sono importanti. E lui parlava proprio dell'attenzione negli episodi dei gol, nei gol sbagliati, e quelle sono le cose che fanno la differenza tra una squadra e l'altra. Assolutamente, Lucio lo dice bene, soprattutto il gol di Patierno, il primo in Eurogol. Quello è un episodio importante che ha messo la partita nei binari giusti per l'Avellino. Come dice il mister, Cava è un campo difficilissimo, hanno le ultime, credo, speranze per entrare nei playoff anche loro, quindi ci vuole il Catania delle ultime giornate. Che la Cavese non ha la valenza a livello individuale ed è collettivo che aveva l'Avellino, perché i 2 attaccanti dell'Avellino sono degli attaccanti che da soli producono metà dei punti, no? Che è l'Avellino, quindi là sì, è giusto, c'è una squadra che sicuramente del fattore campo ne farà l'arma principale, una squadra di corsa, ma se parliamo di qualità il Catania penso sia una spanna superiore rispetto alla Cavese. Dell'angolo tattico parleremo anche del gol, dei 2 gol subiti dal Catania. A proposito, saluto Carlo Breve del Manno Florio, che sono impegnati nel torneo delle regioni, ne parleremo ovviamente, ma intanto io voglio andare da Anna per i primi messaggi da casa. Anna. Sono arrivate le prime domande. Ciao a tutti, è possibile rivedere anche Sturaro a Cava? Ho già scritto su questo, ma Quaini secondo me è veramente un professionista, ogni volta che è chiamato in causa dà il suo, succederà anche a Cava. E poi ci chiedono: la penso solo io in questo modo, è un bene che l'Avellino venga promosso e di non averlo nei playoff? Ecco, questo faccio rispondere, è un bene che l'Avellino non partecipi, cioè meglio, la domanda è: meglio il Cerignola nei playoff o meglio l'Avellino? Ecco, riformuliamo la domanda del telespettatore. È chiaro che l'esperienza dell'Avellino che ha in quel campo, ma poi gli investimenti che hanno fatto, anche là c'è un pubblico importante, quindi è meglio togliercelo dai piedi subito. È meglio togliere l'Avellino. Sì, sono d'accordo, secondo me dopo il mercato di riparazione è diventata la squadra più forte, però quando tu sei pure secondo, terzo in classifica come il Cerignola, come il Monopoli, vuol dire che hai qualcosa pure tu come squadra, quindi anche lì sono squadre forti, pericolose. Il Catania Cerignola
l'ha visto, ecco, c'ha giocatori importanti, quindi, però penso che poi i playoff sono un campionato a sé, inizia un mini campionato. Potrebbe anche darsi che la seconda in classifica poi non arrivi allo stesso livello di quella che poi arriva quinto o sesto. Si può sconvolgere tutto in 90 minuti. Allora, invece vi voglio far parlare, vabbè, di Sturaro. Sì, è chiaro, ci può stare che prima o poi Sturaro faccia vedere qualcosa, anche qualche minuto durante le partite. Su Quaini ne abbiamo parlato tantissimo, la sua utilità. Non paga mai la premura di metterli in campo non in condizione ottimale, anche perché parliamo di un elemento che ha avuto parecchi infortuni, che anche lui non è giovanissimo, neanche vecchio, ma non è giovanissimo, quindi prima di metterlo in campo penso che sicuramente l'allenatore lo vorrà in condizione. A proposito di mettere in campo due giocatori che sono praticamente rientrati la partita scorsa, vi chiedo di Inglese e di Dal Monte quanto entrambi possono dare in più. Immagino già la risposta, soprattutto per Inglese. Ma Inglese sicuramente ha dimostrato in questo campionato di fare la differenza sotto porta, è un bomber, l'ha dimostrato anche negli anni passati, quindi piano piano il mister l'ha messo in campo, non ha giocato alcune partite, domenica ha fatto uno spezzone, magari la stessa cosa a Cava, ecco, si sta preparando per i playoff, stessa cosa Dal Monte, ecco, possono risultare decisivi per il loro tipo di gioco. Ma al di là dei due di Inglese e Dal Monte, penso che nell'ultimo mese il Catania ha recuperato anche altri giocatori. Io ho parlato degli ultimi due, diciamo. Quindi voglio dire, è meglio per un allenatore, nel caso del Catania toscano, avere a disposizione quanto più scelte possibile, perché poi le partite non sono quelle della formazione iniziale, ma le partite poi si giocano in 90 minuti, avere in panchina alternative così importanti, però l'importante è che questi giocatori vadano in campo quando siano messi in condizioni fisiche, nelle condizioni migliori. Sì, perché poi ci sono le ricadute e Catania ne ha pagato anche se poi Inglese è un giocatore che si sa molto gestire. Ma poi mi pare che sia uno dei forse ha avuto un solo infortunio, mi pare, rispetto ad altri. Esattamente, per cui poi insomma chiaramente sarà maggiore sempre di più il minutaggio di entrambi. Torniamo a sentire Toscano, squadra in crescita, dice ma qualcosina ancora manca. Andiamo a sentire proprio l'allenatore del Catania. Sì, siamo cresciuti in queste 7-8 partite, molto, hai trovato compattezza, equilibrio, anche pericolosità offensiva, con caratteristiche diverse, però non basta, ripeto. E queste due partite ti devono servire per questo, oltre a servirti a consolidare la posizione, magari guadagnarla e nei playoff avere il vantaggio di avere le prime due partite in casa. Io ho detto ai ragazzi che era la partita e si doveva chiudere il cerchio. Sì, si è chiuso, manca un pezzettino. Abbiamo la possibilità di queste due partite, lo dobbiamo chiudere il cerchio. Che cos'è questo pezzettino? Lui l'ha detto, no? La tensione, la mentalità, si riferiva proprio alla partita con l'Avellino. È lì che manca quel pezzettino. Però c'è stata la prestazione, ecco perché si è quasi chiusa, no? È rimasto tutto aperto. Certo, si è quasi chiuso perché la prestazione c'è stata, non c'è stato il risultato. Rispetto a 2 mesi fa stiamo parlando di tutt'altro, infatti, certo, anche nelle nostre io ammiro tantissimo Toscano perché ci sono stati momenti bui dove lui è stato davvero forte a tenere dritta la barra. In un momento quando aveva tutti infortunati, i risultati non venivano, lui era sempre là, a parte si presenta sempre, ci mette la faccia, ha lavorato sempre con tanto entusiasmo, quindi questo è non solo un allenatore preparato, ma è un allenatore che ha le spalle larghe. Beh, l'allenatore si deve presentare alla fine delle partite per questo. No, voglio dire, non solo quello là, anche in generale. Ma ci ha messo la faccia anche quando gli errori non erano suoi, voglio dire. Io torno da Anna perché c'è un altro giocatore, abbiamo parlato di tanti giocatori, soprattutto delle zone d'attacco del Catania, ma c'è un giocatore in difesa che ha un ruolo importante in questa squadra e anche nello spogliatoio. Anna. Oggi il focus è su Di Gennaro, che è un leader dello spogliatoio, l'abbiamo sempre detto, ma anche un leader in campo che non viene mai sostituito. Con la regia vorrei farvi vedere, ecco, la grafica. Conta 23 presenze totali, tutte da titolare, quindi 2070 minuti giocati senza essere mai sostituito. Ha segnato un gol, quello decisivo per il 2-2 a Foggia, e l'ultimo dato si ricollega ai minuti giocati. In percentuale ha giocato il 66% perché ha saltato 9 partite per infortunio.
E questa dunque è la scheda che ci ha letto la nostra Anna su Di Gennaro, per dare il senso anche dell'importanza di questo giocatore. Quel 66% probabilmente sarebbe 91, 92, 95, 99, forse 100, se Di Gennaro fosse stato sempre convocabile. Anche lui fa parte della lunga schiera di infortunati. 9 partite le ha saltate solo per infortunio, mai per scelta tecnica. Mai per scelta, anche perché quando è sceso in campo non è mai stato sostituito, come ci ha detto Anna. È un giocatore importante non solo per il Catania, ma ha fatto sempre bene, quindi è un elemento che io comunque confermerei anche il prossimo anno, perché forse uno dei difetti, se vogliamo trovare di queste gestioni negli ultimi anni, è il non confermare alcuni giocatori che magari l'anno dopo poi fanno bene. Luca. Sì, assolutamente d'accordo, però come diceva Lucio, Di Gennaro è stato uno dei tanti infortuni che messi insieme secondo me hanno penalizzato il Catania. Il Catania poteva avere sicuramente qualche punto in più se fosse stato al completo, e secondo me qualche pareggio in casa si poteva tramutare in vittoria. Questo è fuori discussione, fuori di dubbio. Allora andiamo a sentire ancora Toscano, perché oggi ha tirato fuori la possibilità, magari nelle prossime partite, che il Catania cambi o possa cambiare il sistema di gioco per favorire le caratteristiche soprattutto di alcuni attaccanti rossazzurri. Andiamo a sentire Toscano. Cambiare il sistema di gioco potrebbe essere un'idea. È un'idea che mi sta balenando in queste 2 settimane di sosta, per sfruttare anche le qualità degli attaccanti che abbiamo, perché oggi giocando così molti attaccanti nostri sono penalizzati, dico Stoppa, Occhi per esso, se gioca a lunetto gioca Stoppa, Dal Monte, Montalto, sono penalizzati nella scelta dei 2 attaccanti. Mettere 4 attaccanti davanti è un'idea che mi sta stuzzicando, non la puoi fare dall'oggi al domani perché ci devi lavorare. È un'idea che mi sta balenando in queste 2 settimane che verranno, però ad oggi l'abbiamo provata anche a partire in corso gli ultimi 10 minuti con l'Avellino, ma ci devi lavorare. Ci devi lavorare, gli ultimi 10 minuti con l'Avellino, vabbè, insomma magari fanno poco testo, ma vi dico che insieme in campo c'erano Dal Monte, Lunetta, Stoppa e Inglese per il Catania. Vi chiedo, perché chiaramente stiamo parlando ovviamente di un'intenzione, di una possibilità su cui ha detto lo stesso Toscano, bisogna lavorarci, se ci sono le possibilità per il Catania di supportare appunto questo tipo di soluzione. Chiaramente stiamo parlando di 2 giocatori esterni, fondamentalmente 2 attaccanti esterni e 2 centrali o uno più uno, diciamo un trequartista e un attaccante. Ma, diciamo, ora si può permettere di avere un ventaglio di soluzioni, perché ha recuperato tanti giocatori. Io parto da un presupposto che un allenatore deve mettere in campo prima chi è più in forma e in base agli uomini che ha in forma poter fare una disposizione tattica. Il sistema. Poi la cosa principale per una squadra di calcio è la disposizione in campo, è l'equilibrio. L'equilibrio bisogna supportarli con determinate mosse che sono a centrocampo e in difesa, se no si rischia di prestare il fianco alle ripartenze della squadra avversaria. Poi lui dice che vuole giocare a 4, bisogna vedere come li dispara a 4. Ha parlato dei 4 attaccanti. Però quello pregiudica che poi a 3 dietro sarà un po' difficile giocare 3 dietro, quindi potrebbe essere anche un 4-2-3-1, un 4-2 con gli esterni che attaccano, che diventa un 4-2-4, quello poi sta lui all'ultimo. Ma come dice bene, non sono cose da improvvisare, ma sono cose da provare. E probabilmente queste 2 settimane, lui l'ha detto, forse il Catania potrà fare un amichevole, perché chiaramente sapete che il Catania non gioca nel turno di Pasqua perché salterà il turno ovviamente per le esclusioni del Taranto in questo caso, ma chiaramente una partita in più, in meno che il Catania avrà. Luca, è un'opportunità? Sì, secondo me sì, quella settimana di riposo è un'opportunità per recuperare giocatori, per mettere benzina nelle gambe, per provare magari qualche soluzione nuova. Ecco, secondo me può essere positiva quella settimana di riposo. Allora, io chiaramente non domani.
Non domani. Non domani perché mi pare troppo presto Anche per perché abbiamo provare. già preparato la grafica della formazione, no? Ha già No, fatta? sto Allora, scherzando. penso che domani sia ancora un po' presto, anche perché dicevi bene, i 10 minuti finali non fanno testo, Certamente. perché trovi una squadra in svantaggio, Ma l'ha una che si specificato anche difendeva, Toscano, quindi 10 per minuti è l'ultima stata una partita. prova generale che comunque si potrebbe anche domani riproporre, ma in condizioni di emergenza. Poi magari, sai, gli allenatori, si sa, magari... Però, insomma, Toscano è sempre stato abbastanza preciso nelle conferenze, ha detto anche le cose come si sarebbero svolte dopo. Torno da Anna per altri messaggi da casa. Inizio col pensiero che ci scrive Peppe Catanista: anche l'anno scorso mi auguravo che l'Avellino vincesse il playoff per non averlo quest'anno avversario, ma per rispondere a quel telespettatore dico che non per questo è stato meglio perdere domenica. Il quinto posto è fondamentale. E poi, buon pomeriggio a tutti. Domanda di calcio giovanile. Cosa ne pensate di quello che sia successo domenica al riposto per l'aggressione dell'arbitro? Grazie. Allora, guarda, ci hai dato l'assist, Anna, grazie a te, perché ne avremmo parlato proprio prima di andare alla prima interruzione pubblicitaria, perché Luca Di Gregorio è anche consigliere della FIGC Catania e dunque ha anche titolato, fra parentesi, a parlarne insieme anche a Lucio ovviamente, di quello che è successo, ma anche di quella che è stata la risposta poi del giudice sportivo con le decisioni che sono state prese, delle pene che qualcuno ha definito esemplari, non so voi se la pensate così. Sì, assolutamente sì, quelle sono state le pene diciamo più grosse, più importanti che poteva fare il giudice sportivo. Sono stati 3 giorni brutti un po' per tutti, per chi fa sport, per chi fa calcio e per noi, no? Per Lucio che è anche un ex della squadra di riposto, e quindi a me dispiace perché poi si sentono, si scrivono tantissime cose. Questo è un gesto da condannare, bisogna fare silenzio, non commentare più. Ho sentito anche alcuni genitori, che i genitori devono insegnare l'educazione, in questo caso sportiva, di come si sta in un campo di calcio o in una palestra o in un qualsiasi altro luogo sportivo. Quindi inutile commentare, inutile giustificare. Non Allora, ti dico Luca, poi ti faccio completare. Ieri sulla Gazzetta dello Sport c'era un editoriale, prima pagina, parlava di questa vicenda e il titolo era "Ma chi educa i genitori?". Perfetto. Per ritornare a quello che tu stavi dicendo. Perfetto, questo è secondo me il primo tassello. Bisogna, secondo me, le scuole calcio, le squadre in generale, il primo errore che si fa, questa è una mia opinione, non bisogna mettere i genitori come segretari, come allenatori, come massaggiatori, cioè farli partecipare nel mondo della squadra, nel quotidiano della squadra. Lo fanno sicuramente, io vivo questo mondo da 40 anni, lo fanno per risparmiare il segretario, per risparmiare l'allenatore, per risparmiare il magazziniere, e quindi mettono il genitore che naturalmente è coinvolto emotivamente quando gioca il figlio. Quindi il mio invito è alle società, alle scuole calcio, a tutti gli addetti ai lavori, di non mettere i genitori a lavorare dove gioca il figlio. Questa è la prima cosa in assoluto. Quindi poi da lì scatta, si prosegue con, io spero che la federazione, già so, ci saranno dei seminari, delle riunioni con le società, con gli addetti ai lavori, perché non è possibile quello che si è visto, cioè non c'è giustificazione quando tu 20-30 persone inseguono un ragazzino di 19 anni, a prescindere dagli errori che ha potuto fare. Ha detto anche che vuole tornare ad arbitrare deve tornare ad arbitrare, lo invito io come tutti gli addetti ai lavori per bene a tornare ad arbitrare. Non si può inseguire 20-30 persone, un ragazzino di 18 anni che ha fatto solo il suo lavoro, solo questo. Quindi i genitori devono stare in silenzio, pensare a quello che è accaduto e meditare su quello, sconteranno la loro squalifica, e invito tutte le società purtroppo ci vanno di mezzo anche i genitori per bene, a non farli partecipare e a fare i guardaline, a fare i magazzinieri, a fare tutto quello che si fa. Pagano un segretario, pagano un magazziniere, pagano un allenatore, come si fa nelle squadre serie. Fra parentesi, ora vengo da te Lucio, sì. La scorsa settimana abbiamo avuto il presidente Morgana e ne abbiamo parlato proprio
della situazione legata alla violenza. Lucio. No, io ricordavo fino all'anno scorso, io e Luca eravamo, io presidente e lui vicepresidente AIAC, e nell'evento finale, diciamo, dell'annata, come premiazione, noi premiavamo sempre, speravamo di non premiarlo mai, che non ci fosse l'episodio, ma premiavamo sempre l'arbitro che ha subito una violenza. Quindi questo è il messaggio che mandavamo noi, i rappresentanti dell'AIAC. Poi devo aggiungere che purtroppo quello che succede nel calcio è lo specchio di quello che succede fuori nella società civile, stessa violenza che c'è fuori succede dentro. Basterebbe far capire... Faccio l'esempio dei professori che vengono magari minacciati o picchiati dai genitori perché non trattano bene i ragazzi. C'è un cortocircuito nell'educazione di questi ragazzi, basterebbe far capire a papà e mamma, che pensano tutti di avere del campione in casa, che ne arriva 1 su 40.000 in Serie A, e quindi lo sport deve essere inteso come rispetto dei ruoli, rispetto dell'avversario e soprattutto rispetto di chi, come gli arbitri, ci permette ogni domenica di assistere a questo spettacolo. Quindi io sono stato l'anno scorso, come diceva Luca, ho lavorato il mio primo anno da direttore generale, ho fatto alla Russo Calcio, ed era ogni lunedì facevamo una riunione per evitare tutto questo. Ci siamo riusciti l'anno scorso, anche perché avevo un presidente, che è l'attuale presidente, che è una persona per bene, come io non abbia mai conosciuto. Magari ci saranno stati errori di gestione della struttura, quello non entro in merito, però là parliamo di dirigenti, parlo del presidente specialmente, di altri dirigenti della prima squadra, di tutto rispetto, professionisti, un medico, gente davvero rispettabilissima, che non meritava che succedesse questo. Purtroppo, ripeto, è successo, prendiamo tutte le distanze e stiamo più attenti tutti quanti noi a concorrere, come diceva Luca, a delle riunioni, a inculcare nella mente di questi ragazzi, dei genitori, che il calcio è uno sport. E con queste parole di Lucio Tosto noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ritorniamo fra pochissimo, torneremo a parlare dell'avversario del Catania, cioè della Cavese. A fra poco. Ritorniamo in studio, seconda parte di preview, andiamo a parlare dell'avversario del Catania, la Cavese. Lo facciamo velocemente con le nostre grafiche per presentare subito l'allenatore, che poi lo stesso è l'andata, è Maiuri, è la seconda volta per lui a Cavalieri Tirreni, molto meglio rispetto alla prima, quando è arrivata, quando non è andata bene, insomma, nel 2020-2021 con la retrocessione, mentre invece quest'anno, insomma, la squadra è lì che lotta per i playoff. Il giocatore più rappresentativo, ce ne sono parecchi, ma noi abbiamo scelto uno che a Catania conoscono molti, e anche perché ha, insomma, ne ha parlato anche Toscano oggi in conferenza stampa, la voglia di rivincita, di far bene ovviamente di Chirico con il Catania, anche perché non solo per questo, ma perché le ultime 4 le ha giocate da titolare, è diventato comunque determinante nello schema tattico di Maiuri. E poi invece le ultime della Cavese, per darvi l'idea di quella che è la situazione del momento, le ultime 5 con i 2 pareggi, Potenza e Messina, la vittoria di Foggia, la vittoria con il Trapani e la sconfitta con il Cerignola nell'ultimo turno. Per parlare di Cavese io ho collegato con noi Orlando Savarese di RTC Quarta Rete, giornalista. Ciao Orlando, buon pomeriggio. Sì. Saluto anche da parte mia, mi sento forte e chiaro. Speriamo noi di sentire te, perché all'inizio il collegamento non sembrava proprio perfetto, ma insomma veniamo e torno subito da te. Che cosa dobbiamo aspettarci, Orlando, nelle scelte di Maiuri per questa partita, che per la Cavese è importante, perché la Cavese punta a entrare nei playoff? Sì, intanto c'è da dire che per il tifoso medio di Cava dei Tirreni la partita Cavese-Catania non ha bisogno di presentazioni, perché il Catania è considerato nell'ambiente metelliano un avversario prestigioso, non fosse altro perché è stato tanti anni in Serie A, ma è considerato un po' alla stregua di quelli che sono i rivali tradizionali, vale a dire Nocerina, Salernitana, Verona, eccetera eccetera, insomma. Quindi sicuramente da parte del tifoso di Cava dei Tirreni c'è curiosità nel vedere che cosa sarà in grado di fare la Cavese contro il Catania, che lotta per cercare di arrivare nella categoria superiore, e la Cavese dal canto suo ha fatto un ottimo campionato, era neopromossa
dalla Serie D, è riuscita a risollevarsi e si è salvata con 5 giornate di anticipo, quindi ha denotato miglioramenti con l'arrivo di mister Maiuri in panchina. Nello score della Cavese ci sono anche i 10 punti fatti dal predecessore di Maiuri, vale a dire Raffaele Di Napoli, che è quello che creò la squadra per appunto presentarla nel campionato di Serie C, Girone C. Poi Maiuri l'ha perfezionata e quindi adesso la formazione metelliana è arrivata al punto che anche in caso di non vittoria domani col Catania resta ancora pienamente in corsa per poter raggiungere addirittura la zona playoff. Cosa aspettarsi? Il tecnico della Cavese che abbiamo ascoltato pochi minuti fa nel presentare la partita col Catania, si attende un Catania esperto e quindi si attenderà voglia di rivalsa da parte dei giocatori metelliani rispetto alla partita con il Cerignola, che la Cavese aveva perso ma che non aveva comunque interpretato male. È stato penalizzante il risultato soprattutto contro i cerignolani, che sono insieme all'Avellino in lotta per arrivare direttamente in Serie B. Prego. Allora, le scelte invece, che cosa Orlando aspettarsi in questo che dovrebbe essere come al solito un 3-5-2, no? Di Maiuri? Sì, la Cavese non può cambiare il tipo di gioco per il quale è impostata, è una squadra che ha una certa capacità di tenere il campo, questo dopotutto è il modulo con il quale la squadra fu preparata durante il precampionato e nel quale i giocatori a disposizione di Maiuri si trovano. C'è un dubbio che riguarda l'impiego di Fella, non ancora al 100%, sta recuperando, non potrà essere ancora al top, e anche Rossi potrebbe non giocare l'esterno sinistro. Difatti sembra probabile l'utilizzo di Loreto sulla corsia di sinistra e quindi c'è il rientro di Piana al centro della difesa. E poi questo duo d'attacco formato da Chiricò e Verde, che sono due attaccanti di gran mobilità. In particolare Chiricò è atteso perché è entrato perfettamente in condizione, ha avuto bisogno non di molto tempo per riuscire a recuperare i 90 minuti nelle gambe, e la sua qualità, il suo temperamento stanno risultando utili alla squadra. Orlando, io ti ringrazio, buon pomeriggio di nuovo e buona partita ovviamente per domani. Orlando Savarese, grazie ancora, ciao. Grazie a tutti, e vinca il migliore. E questo è giusto, insomma, in effetti noi giornalisti che seguiamo le varie squadre di calcio siamo chiaramente affezionati alla nostra squadra di calcio, ma chiaramente la squadra di calcio della nostra città, ma restiamo giornalisti e dunque vinca il migliore è quello che si deve dire, soprattutto sportivi. Le novità che ci ha detto Orlando, io invece voglio tornare da Anna per alcuni messaggi da casa. Sono arrivati dei veri e propri elogi per alcuni giocatori. A mio avviso nei playoff il valore aggiunto, oltre ad Inglese, ovviamente saranno i trequartisti Jimenez, Stoppa, Dalmonte e Lunetta. Se stanno tutti bene e Toscano li alterna al meglio, ne vedremo delle belle. E ancora un plauso a Lunetta, veramente un giocatore che spacca le partite e indirizza gli incontri. Mi piacerebbe vederlo entrare a partita in corso con l'altra squadra già stanca. Nel centrocampo mi piacerebbe vedere Frisenna con Di Tacchio, secondo me si completano al meglio. Allora, parto da quest'ultima considerazione. Frisenna, Di Tacchio, che ne pensate? Allora, ovviamente sarebbe un centrocampo diverso, forse con un po' più di ritmo e di inserimenti, magari con un po' meno di diciamo esperienza, ecco, ovviamente, considerando che toglierebbe De Rose. Ma tutto dipende cosa decide il mister di metterla davanti. Perché Non stiamo parlando della partita attuale, Di Tacchio è squalificato, credo in generale, ovviamente. Ma sono degli elementi che sicuramente nell'ultimo periodo, uno perché è rientrato dagli infortuni, anche Frisenna hanno fatto delle ottime prestazioni, possono coesistere assieme sicuramente. Il problema è, ripeto, il collettivo e l'equilibrio che vuole dare questo allenatore nelle partite successive. Certo, l'equilibrio è sempre la cosa più importante. Di Lunetta, Luca, perché dice lo vorrei vedere magari inserito nel secondo tempo con la squadra più stanca. Lunetta sì, potrebbe, anche quella è una soluzione. Lunetta è un giocatore, si dice dove lo metti suona, cioè in qualsiasi posizione il suo rendimento
comunque costante, medio-alto e fa anche gol, e quindi questo per un allenatore è veramente importante. Lo metti nei tre davanti, lo metti esterno, comunque riesce sempre a fare la sua partita. È un giocatore anche importante. Falso 9, ha giocato. All'inizio mi pare le prime partite, ma anche dopo, quando c'è stato, ecco, dove lo metti sta. Questo per una squadra, quando soprattutto è in difficoltà, è importantissimo. Come dice il nostro tifoso, anche in partita in corso può essere importante. Maggior numero di gol in carriera, fra parentesi, in questa stagione con il Catania per quanto riguarda Lunetta. Allora andiamo a vedere le statistiche a confronto, proprio per confrontare ancora di più Cavese e Catania. Le vedete all'età media, in cui il Catania è un po' più vecchio, ma stiamo parlando di 2 anni poco più. Il valore della rosa chiaramente superiore a quella del Catania. I punti in casa della Cavese sono 23 sui 38 totali, ma guardate i punti in trasferta del Catania sono 23 sui 47 totali, praticamente la metà di quelli fatti. I gol fatti 32 contro 46, i subiti 35 contro 33 e poi i gol segnati nei primi 15 minuti sono molti di più per la Cavese e un pochettino di meno per il Catania, per cui magari c'è da stare un po' attenti proprio all'avvio della squadra campana. Sicuramente sì, la scheda parla chiaro, c'è comunque una differenza di organico, di punti, soprattutto il Catania ha fatto tanti punti in trasferta. Se il Catania, come ho detto prima, avesse fatto qualche vittoria in più rispetto ai pareggi, oggi sarebbe sicuramente tra le prime 3 del campionato. Comunque, ecco, a parte le schede che parlano di numeri, poi si va in campo e le partite nascono in un modo e finiscono in un altro. Posso solo dire che il Catania può tranquillamente vincere, questo Catania, quello dell'ultimo mese, può tranquillamente vincere a Cava. Anche perché poi devo dire che ci sono motivazioni ben diverse. La Cavese ha già fatto quello che doveva fare. Si è salvata, ha fatto un buon campionato, quindi non può avere mai le motivazioni che ha il Catania, che in questo momento, avendo una partita in meno rispetto alle antagoniste, ha solo 2 partite e il Catania è costretto a vincere per forza. Quindi penso che la Cavese come partita è sempre una squadra che comunque in questa categoria tenta la salvezza, a volte ci riesce, qualche anno fa non ci è riuscita, però ha già raggiunto del buon obiettivo, ha valorizzato la rosa, sicuramente giocherà alla morte contro il Catania. Come ci diceva Savarese, è una partita il Catania cui si tiene. Ovunque ricordiamo vai, che non ci sono i tifosi del Catania. Ovunque vai il Catania comunque è una squadra rispettata e temuta da tutti, quindi però il Catania ha un organico di tutto rispetto a quello della Cavese e ripeto delle motivazioni importanti per poter vincere questa partita. Andiamo un po' all'angolo tattico e vediamo qualche taglio realizzato dal nostro Ermanno Florio sulla Cavese, partendo sempre dalla fase di non possesso. La difesa a 3 di Maiuri, che spesso si è fatta un po' beccare impreparata, soprattutto con i filtranti in verticale, no? Qua vedete un difensore che è messo male e subisce appunto questo taglio e poi chiaramente arriva anche l'altro giocatore, si crea il buco in mezzo, arriva l'altro giocatore della squadra avversaria. In questo caso invece, guardate qui, linea schierata, densità in questa occasione, ma anche in questo caso con questo filtrante che spacca un pochettino la difesa della Cavese, la palla che arriva lì in avanti. Stiamo parlando della partita con il Trapani, e poi però la difesa si ricompatta un po' e è pronta a chiudere. Però i quinti in tutte e due occasioni in ritardissimo, i quinti, perché quando c'è una difesa schierata a 3 i quinti devono andare a fare la diagonale. In questo caso ho visto sia il primo che il secondo e la seconda immagine filmato, sono rimasti alti, fermi, e quindi diventa davvero una difesa a 3 molto vulnerabile. Molto vulnerabile, perché appunto i quinti non proteggono, no? E lì Jimenez, secondo me, con i suoi filtranti, come diceva Marco, Jimenez può fare male, li si buttano poi dentro in base a chi giocherà, Stoppa, Lunetta, che sanno fare bene questo movimento. Lì Jimenez può fare male davvero. In effetti si vede chiaramente quello che diceva Lucio, appunto, dei 2 quinti che non vanno assolutamente. Di questa immagine Toscano ne avrà viste, certo, non ha certamente bisogno di noi, ma noi insomma facciamo il nostro per farvi un po' conoscere anche quello che è l'avversario del Catania. Ad esempio, un'altra particolarità che ha notato il nostro Ermanno sono gli errori in fase di disimpegno.
lo vediamo nella seconda clip, in questo caso con il Cerignola, proprio l'ultima partita. Guardate qua, disimpegno in zona centrale, arriva la palla rubata e poi diventa una transizione negativa, chiaramente, in una situazione praticamente di 4 contro 2, in una zona pericolosissima, con il Cerignola che prima va alla conclusione, c'è la parata, poi il palo, riesce a sbagliare un gol. Esattamente, e poi arriva, guardate qua, perché l'azione continua, si crea il solito spazio lì in mezzo e poi arriva la conclusione vincente con il Trapani. Guardate la situazione anche in questo caso, riconquista, dunque possibilità di transizione positiva per la Cavese, e invece diventa transizione negativa perché si perde il pallone, e dunque il Trapani può creare quello spazio lì vicino al limite dell'area che ritroviamo spesso vuoto, e arriva la conclusione vincente. È la squadra che si è presa alta, si è pressata alta, va in difficoltà. No, dicevo, vedevo, anzi, stesso errore, 2 gol. Almeno Certo, quelli che ho fatto vedere sulla le immagini, stesso errore, 3 quarti, persa palla e 2 gol. Se magari il Catania pressa alto e li prende alti, sicuramente, certo non si può fare per 90 minuti, ma nei minuti in cui tu fai questo pressing qualche palla la perdono sicuramente. Andiamo invece alla fase di possesso per la Cavese e vediamo le palle inattive. Noi di solito facciamo vedere sempre come si comportano, no, le squadre. Si è sempre dimostrata pericolosa la squadra di Maiuri perché appunto innanzitutto crea appunto la possibilità di giocare con soprattutto due giocatori, li vedrete, che creano difficoltà, e stiamo parlando di Verde e di Saio. Guardate qua in questi coni appunto, con questi due giocatori che vengono spesso liberati da blocchi e arrivano alla conclusione, che crea chiaramente delle difficoltà. Guardate qua, blocco di 3 giocatori appunto per liberare la corsa, e poi arriva in questo caso nuovamente la conclusione. Guardate qui invece con il Foggia, stesso discorso, i coni di luce li vedete, Saio e Verde, parte il calcio d'angolo, vengono liberati alla marcatura, in questo caso arriva addirittura il gol. Da parte loro hanno un buon fisico e quindi sono anche facilitato. Sono facilitati in questo senso, però Luca, come ci si contrappone in questo bisogna caso? Stare attenti, bisogna mettere, parlava Lucio di fisico, quindi i nostri difensori più importanti, diciamo, a livello fisico, e contrastare che non mancano, Gerardi e Di Gennaro su tutti, se gioca Quaini quando rientra appunto nei calci piazzati, anche lui è possente fisicamente, e si possono contrastare secondo me in questo modo. A livello singolo, a livello, diciamo, tattico, ci sono i controblocchi. Si attuano, quindi dove c'è un blocco va un giocatore del Catania e si mette tra il giocatore loro e quello là che fa il blocco, no? E quindi esistono e si fanno. Abbiamo visto prima che la Cavese ha delle difficoltà appunto perché concede spazio soprattutto in zona centrale, no? Alle conclusioni degli avversari, ma è anche una squadra che in fase offensiva da quel punto di vista si fa trovare preparata. Lo vediamo nel quarto taglio, è una squadra che appunto sfrutta quella posizione perché ricevono fra le linee, soprattutto Fella in questo caso, e va subito alla conclusione, non perfettamente attento in questo caso il portiere, ma è una situazione che si ripete. Guardate qui, al vertice di spalle riesce a trovare anche la soluzione per servire il compagno, che va ovviamente alla conclusione da fuori, anche in questo caso trova la porta. Stessa situazione nella immagine che vediamo successivamente con il Messina, con la triangolazione, e che poi porta ancora a trovare quello spazio libero per andare alla conclusione. Qua deve saltare anche una serie di difensori, poi la conclusione arriva, ma è comunque una squadra che sotto quel punto di vista si fa trovare pronta e si fa trovare preparata anche ad attaccare quello spazio lì al limite dell'area. E calciano bene anche da fuori, quindi bisogna tenere un uomo davanti alla difesa e non farlo togliere mai. Ci sono da verificare poi le condizioni di Fella, come ci ha detto Savarese, che appunto si gioca o meno. Ma è una caratteristica, Lucio e Luca, che abbiamo ritrovato appunto. Sì, assolutamente, non dare spazio neanche pochi metri, perché dalle immagini hanno fatto anche
questo è un bellissimo gol fatto mi pare in casa del Potenza, quindi non dare spazio, alzare un po' sta difesa e non farli calciare. Vi facciamo vedere adesso invece, perché ne abbiamo parlato come giocatore più rappresentativo, anche perché lo conosciamo bene, ne ha parlato anche Toscano oggi in conferenza stampa, delle immagini relative a Chiricò, per chiudere la parte dedicata alla fase di possesso della Cavese. Ci sono delle caratteristiche che un po' conosciamo, no? Lui parte un po' defiato sulla destra, poi si accentra e chiaramente la porta la palla sul suo piede forte, che poi conosciamo tutti essere il sinistro. In questo caso arriva la conclusione e la parata. Guardate in questa situazione, questa è un po' la posizione più consona, no? Le caratteristiche di Chiricò. Anche in questo caso prende palla e da lunghissima distanza lascia partire un tiro. Vi ricorderete il suo gol a Caserta da 50 e rotti metri, ma dico chiaramente è un giocatore che sappiamo avere nelle doti balistiche una qualità, lo vediamo anche in questa punizione. Mi ricorda uno che in questo studio, in questo momento, che partiva da quella posizione, si accentrava. Allora, le giocate che fa Chiricò sono le classiche giocate che già sappiamo tutti. Già sappiamo che fa sempre quella cosa, ma gli riesce. Ma gli riesce sempre, deve andare a raddoppiare. Però non lo prendono mai. Ma non lo prendono mai. Pur sapendo che fa quelle cose, le fa tanto bene che è difficile prenderlo. E là c'è bisogno sempre del raddoppio. Questo, scherzavo poco fa, perché è una caratteristica di Luca quando giocava, che partiva da quella zona col sinistro e faceva le stesse cose, faceva Chiricò, faceva qualche gol in più però lui. Più gol di Chiricò, Luca? Sì, ho fatto tanti gol, soprattutto sui calci piazzati, però mi ricorda, ecco, quando giocavo io, per questo mi piace Chiricò come calciatore e quelli che hanno queste caratteristiche, ecco, giocavo in quel modo e quindi mi piacciono i calciatori che hanno questi valori tecnici importanti, perché si può dire tutto anche sul suo carattere che non conosco bene, però sul calciatore questa è una tecnica di categorie superiori. Poi se non ci è arrivato ci saranno altri motivi. Giocato titolare, l'abbiamo visto nella scheda titolare nelle ultime 4 partite. Chiricò quasi sempre ha giocato i 90 minuti, ha segnato un gol, ha fatto un assist, per cui insomma un giocatore che è diventato importante. Sta entrando in forma perché è stato fermo, ha avuto bisogno di giocare, di allenarsi, sta entrando in forma, ci sarà una fame di rivalsa sicuramente grande, ma io penso che Chiricò debba essere grato alla Piazza di Catania per quello che gli ha dato. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra poco, parleremo ancora del Catania, ancora angolo tattico, e torneremo a parlare del Messina con la situazione che si respira in città e anche in società, e del Trapani. A fra poco. Ben ritrovati, bentornati in studio. Fra poco andrò da Anna per altri messaggi, ma resto qui per parlare con Luca e con Lucio. C'è anche un intro musicale perché fa sempre bene in tal senso, ma invece parliamo del torneo delle regioni, perché scatta domani e c'è la Sicilia impegnata. Abbiamo già salutato Carlo Breve, insomma magari è il caso un po' di parlarne, perché è un evento importantissimo. Abbiamo parlato anche con il presidente Morgana. Carlo non è qui perché già è in ritiro a Palermo con la squadra, quindi ci stiamo preparando. Domani mattina iniziano in tutte le province le partite finalmente, quindi cercheremo di cancellare subito quel brutto episodio con il calcio giocato. Domani saremo in modo specifico su Catania, a Santa Venerina e Via Grande, e iniziamo con tantissimi campi di tutte le province. Ho detto la nostra, ma andremo a Santa Teresa, andiamo a Favara, andiamo a Gela, andremo a Terrasini, andremo ad Avola, andremo a Rosolini, quindi andremo a Fulgatore. Ecco, tutta la Sicilia da far vedere anche a livello promozionale e turistico, quindi sarà una bellissima manifestazione. A Via Grande c'è il padrone di casa, qui il mio amico Lucio Tosto, so che andrà tutto bene a prescindere dal risultato finale. Tiferemo tutti, ho collaborato ormai da 2 anni a livello tecnico, collaboro con Carlo e con il presidente Morgana per l'allestimento della squadra. E a prescindere dal risultato ci auguriamo che la Sicilia comunque possa passare i più turni possibili, e ci vedremo poi venerdì per le finali a Taormina. Un evento importante, no Lucio? Perché insomma veramente tanti ragazzi
Siamo orgogliosi perché è uno dei campi scelti, Via e Grande. ragazze anche, perché poi Sì, c'è il sì, torneo infatti anche delle ragazze. a Via Grande sabato, domenica e lunedì avremo 4 partite al giorno, di cui una femminile al giorno. Quindi noi ci siamo preparati perché vogliamo fare bella figura noi, come i Mesi Atletico Catania, bella figura il comune di Via Grande, ma soprattutto bella figura deve fare la FIGC col presidente Morgane, con tutti i collaboratori, tra le altre anche Luca Di Gregorio, che davvero si stanno impegnando tantissimo da diversi mesi, perché è la prima volta che questo torneo si svolge in Sicilia, quindi è anche un evento promozionale per la nostra terra. Io vedo già pronti Franco Cammarasana e Francesco Triolo. Chiedo a loro di aspettare un minuto, perché io vado da Anna per altri messaggi che arrivano da casa. C'è chi torna a parlare della partita con l'Avellino. Per me il bicchiere resta mezzo pieno nonostante gli sfattisti. Si sono capite 3 cose: che il Catania, se Inglese recupera il meglio, può fare buoni playoff, che l'Avellino ha sfruttato un suo bomber e che in generale è l'anno degli Irpini in tutti i sensi. Buon pomeriggio, potete ricordare il risultato della partita con la Cavese all'andata? Marco, io se non ricordo male è finita 1-1. Hai fatto tu, in tutti i sensi, fra parentesi. C'è altri messaggi invece, Anna? Ci sono altri messaggi? Sì, ci scrive Peppe da Catania: Sturaro domenica non era fra i calciatori che si riscaldavano in panchina, pensate in una ricaduta. E poi un ringraziamento alla bella Anna da parte, penso, di tutti i follower per la serietà e dolcezza con cui legge i nostri messaggi. Questo ci fa piacere, ci fa veramente piacere anche questo che venga notato. Grazie Anna. Allora, sì, che il Catania con Inglese può fare bene i playoff, che Patierno ha deciso la partita, questo lo sappiamo. Sulla nota mi sembra una nota un po' polemica in tutti i sensi, cioè gli Irpini è l'anno degli Irpini in tutti i sensi. Diciamo che qualche polemica arbitrale c'è stata negli ultimi tempi sull'Avellino. A parte arbitrale, forse si riferisce anche al fatto dell'esclusione delle 2 squadre. L'Avellino è quella che ha avuto il maggior beneficio, quindi magari si riferiscono anche a questo. Però a prescindere, quando io leggo sempre i punti, quello che si fa nel campo, secondo me ad oggi l'Avellino è la squadra più forte in campo e fuori dal campo come società e organizzazione. Ah sì, poi soprattutto anche il mercato riparatore ha lavorato bene, ha fatto gli innesti giusti, ha speso tanti soldi, li ha spesi bene e poi anche loro hanno un grande pubblico, quindi è una piazza importante che ha fatto la Serie A, ha fatto la Serie B ed è vero comunque che quel pizzico di fortuna ci vuole sempre e in questo caso l'Avellino per vincere ci vuole sempre, è quello che chiude il cerchio, come diceva il mister. Manca quel poco e vediamo se il Catania riuscirà a trovarlo. Invece io torno e vado subito invece da Franco Cammarasana e da Francesco Triolo, li vedo già inquadrati, intanto li saluto tutti e due. Ciao ragazzi, come va? Ciao, buon pomeriggio, va bene? Ciccio, da te invece? Così. Aspetta, non ti sentiamo, lo dico a Francesco Triolo. Allora, mentre Francesco sistema l'audio, eccolo qua. Ora mi senti? Il mare è mosso. Ah, il mare è mosso. Ecco, allora facciamo così. Resto subito da te, visto che il mare è mosso, prima che si muova ancora di più, perché il Messina non giocherà, Francesco, la prossima partita di campionato, perché riposa, no. Però ci sono stati degli eventi importanti durante la settimana, soprattutto la presa di posizione da parte dei tifosi, e si parla ovviamente di una cessione che diventerebbe fondamentale per salvare il futuro di questa società. Ma sì Marco, hai detto tu quasi tutto sintetizzando perfettamente. È stata una settimana che di pausa non c'è nulla, nel senso che solo il campo non si vedrà, però poi fuori dal campo si sta vivendo una settimana parecchio pesante, tribolata. Ieri la manifestazione dei tifosi sotto il palazzo del comune, vediamo proprio le immagini, fanno riferimento proprio a ieri pomeriggio. È il culmine di una preoccupazione che ormai è latente in città da tempo. Il sindaco è stato investito di questa causa, sta cercando di sdrigarsi tra tante difficoltà, nel senso che le parti non rispondono. Solo ieri è riuscito ad avere un'interlocuzione un po' con la proprietà di AD Invest. Si attendeva per oggi una procura a vendere firmata da Sissè
ad Alaimo, al presidente Alaimo, per la cessione delle quote del club, ma questa fino ad ora non è arrivata e quindi è tutto fermo. Ci sono 2 cordate interessate, una milanese, una americana, chiamiamola così, perché fa capo a un manager messinese ma con investitori americani, ma questo è tutto bloccato perché palesemente non c'è stato nessuna presenza da parte della proprietà nelle ultime ore. Del resto, Marco, se tu sei d'accordo, io ho girato alla regia un contributo di Simone Banchieri, allenatore del Messina, che ieri insieme a una delegazione della squadra, eccoli qua, Crimi, Petrucci, De Sena, hanno incontrato il sindaco di Messina, e all'uscita Banchieri è stato piuttosto chiaro, perché se il sindaco parlava di situazione nebulosa, se lo ascoltiamo, sentite che dice Banchieri ai tifosi del Messina radunati lì sotto il municipio. Chiaramente l'obiettivo della squadra, al sindaco, di poter far lasciare il club a chi lo può mantenere, perché così chiaramente non si può andare avanti, le scadenze sono, scusate la voce, e le scadenze sono perentorie, quindi abbiamo chiesto al sindaco di far liberare il club dall'attuale proprietà, che chiaramente è inadempiente in tutto, questo sia chiaro. Gli hanno detto al sindaco, che domani depositeranno, ma è un domani che c'è da settimane, ragazzi, quindi che sia chiaro a tutti. Che sia chiaro a tutti. È un domani che si protrae da 1 mese e mezzo. Daranno una procura a vendere, ma lo sapremo domani alle 2:30, ma è lo stesso domani, ragazzi, perché sia a tutti chiaro che è da 2 mesi che aspettiamo. Quindi non vendiamo nessuna illusione. Noi siamo sicuri che il vostro impegno sarà sempre noi sia chiaro, noi e la squadra insieme a voi non molleremo fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Allora Ciccio, Marco, guarda, sì. ti blocco su alcune parole di Banchieri. Società inadempiente e cercare di garantire il futuro. Ultima ora, siamo in diretta, quindi possiamo darla così com'è, perché mi è arrivato adesso il messaggio, è arrivata la procura per la cessione dell'80% delle quote del club al prezzo simbolico di €1. La copia della procura è stata girata contestualmente al primo cittadino, sto cercando di leggere, perché ne sta verificando la completezza e conformità ai parametri italiani con un importante studio notarile cittadino. Questa è la notizia proprio mentre noi siamo in diretta. Si attendeva per le 12 questa procura, è arrivata adesso intorno alle 15:15, e quindi in questo momento questa è la situazione. Avete sentito Banchieri come ha detto la società è inadempiente, manca tutto, è un grido d'allarme che rasenta quello del Foggia che va a Crotone pagandosi l'albergo. Ancora di più secondo me, ancora di più sotto questo punto di vista, perché appunto lo diceva, è da 2 mesi, questo domani si protrae veramente da tantissimo tempo, da troppo tempo, Francesco, in casa Messina. Non mi ascolta più Francesco Triolo? Non ti è sentito, è venuto via l'audio. Non ti è sentito. Dicevo di questo domani, l'altra frase di Banchieri, anche se la procura è arrivata, che dice questo domani che attendiamo da 2 mesi, poi fondamentalmente racconta un po' tutto. Esatto, l'abbiamo raccontato delle inadempienze economiche che poi hanno portato alla penalizzazione, ma soprattutto di una proprietà che si è dissolta nel nulla nel momento in cui poi è arrivata la penalizzazione e non c'è stato più nulla da fare. E quindi la perentorietà delle scadenze il 16 aprile, per intenderci, diventa pesante. Diciamo che la penalizzazione, se dovesse arrivare, speriamo di no, se non si dovessero pagare le spettanze e i contributi stavolta, verrebbe scontata nel prossimo campionato. Però è chiaro che a rischio c'è davvero il futuro stesso del club, che se dovesse fallire, oltre che retrocedere, ripartirebbe dall'eccellenza, dove già c'è, per dirti, un'altra società che è appena stata promossa di Messina,
in eccellenza, quindi bisogna capire se poi la FIGC darà il titolo sportivo in eccellenza oppure dirà già c'è un club in città e quindi non lo può dare. Sono tutte norme che bisogna andare a studiare del regolamento della FIGC. E queste sono le storie che tu ci racconterai, come hai fatto benissimo in diretta anche proprio pochi minuti fa con questa procura che è arrivata. Vedremo come andrà, ci aggiornerai ovviamente Francesco nel corso dei nostri telegiornali. Grazie Francesco Triolo, ciao. Grazie a voi, buona serata. Passo invece la parola adesso al nostro Franco Cammarasana. La situazione a Trapani è ben diversa, si parla soprattutto e solo di campo, perché sotto l'aspetto societario la tranquillità c'è, almeno sotto l'aspetto ovviamente delle capacità economiche del Presidente, ma adesso è arrivato anche il risultato che si voleva per rimettere in piedi la stagione, no Franco? Assolutamente sì, perché la sconfitta del Messina dello scorso fine settimana, il fatto che il Messina non giochi e la vittoria del Trapani al Latina ha dato al Trapani la certezza aritmetica della permanenza in Serie C. Il Trapani che affronterà domenica pomeriggio alle 17:30 l'Altamura, altra squadra che con gli stessi risultati, con la sconfitta del Messina appunto, ha anch'essa acquisito la certezza della permanenza in Serie C per la prossima stagione. Quindi si affronteranno domenica pomeriggio due squadre che hanno appena raggiunto questo traguardo e che hanno potuto lavorare in settimana in tranquillità, soprattutto Aronica, che ha potuto conoscere meglio la squadra che ha a disposizione, squadra ben diversa da quella che lasciò a inizio di dicembre, e fare quindi cercare di finire la stagione nel migliore dei modi. Così farà l'Altamura, quindi dovrebbe essere una partita abbastanza piacevole, senza grossi assilli, ma chiaramente con giocatori che cercheranno in questo finale di stagione di mettersi in mostra, soprattutto i giovani, e il Trapani in verità di giovani a gennaio interessanti ne ha presi. Ne ha presi, sì. È probabile che domenica Aronica insista su qualche giovane appunto. Domenica, fra l'altro, il presidente Antonini ha disposto che dei prezzi particolari per quanto riguarda soprattutto la gradinata, quindi prezzi ridotti nei vari settori. Per la gradinata gratuito l'ingresso per gli under 14, le donne soltanto 3 euro, i ragazzini, i bambini sotto i 5 anni ovunque gratis in qualsiasi settore del campo. Da segnalare che Aronica in questa settimana ha un nuovo match analyst, si tratta di Domenico Scognamiglio, che ha iniziato questa stagione ad Arezzo e che comunque il tecnico conosce abbastanza bene. E poi è andato via il segretario sportivo Nicola Burracchio, che era stato prelevato in estate dal Chievo. Per quanto riguarda invece la formazione, squadra, bravo, andiamo subito alla probabile. La squadra dovrebbe tornare a Aronica al 4-3-3 in questa occasione. Si avvarrà del ritorno della disponibilità di Benedetti. È probabile che inserisca Ruggiero, che ha fatto molto bene al Latino sin dall'inizio, quindi con Uicai tra i pali, poi Ciotti, Malomo, Silvestre e Benedetti 4 in difesa, a centrocampo Toscano, Carraro e Ruggiero, e poi in avanti Ciuferri a destra, Kragl a sinistra, di supporto ad Anatriello, che sarebbe la punta avanzata. Comunque un 4-3-3 però che nel corso della partita, soprattutto in fase di impostazione e in fase di non possesso palla, potrebbe modificarsi. Questa per sommi capi dovrebbe essere la formazione, ripeto, poi siamo ancora a venerdì e vedremo appunto la rifinitura sarà domani. Grazie Franco Cammarasana come sempre. Ciao. Un buon saluto pomeriggio. E buon pomeriggio a te. Torniamo da Anna, ancora messaggi e poi parliamo nuovamente del Catania. Eccomi con tanti altri messaggi. Di cosa si occuperà Zarbano? Il direttore generale ovviamente entra su tutto, ma alcune competenze specifiche? Anche il Catania arrivasse sesto non ci sarebbero problemi, visto che il rendimento fuori casa è migliore. Forza Catania. E ancora Antonio.
Salve situazione calendario difficile. Se il Benevento esce indenne da Cerignola è candidato al quinto posto. Il Catania se la giocherà nella finale di Potenza alla posizione. E poi c'è chi è così attento che ci scrive: quest'anno che la società ha cambiato la posizione della panchina tutto ci va storto. Sarà un caso, comunque saluti e forza Catania. Meno male, un po' di scia catanese, grazie Anna, ci vuole sempre e ci sta. Allora, per quanto riguarda il calendario, abbiamo detto, insomma, la situazione è quella. Sul sesto posto, certo, è indubbio, meglio il sesto del settimo, meglio il quinto del sesto, è ovvio, è chiaro che anche il fatto di giocare in trasferta, il Catania è vero, in trasferta ha fatto bene, ma chiaramente inizialmente miglior posizione di classifica è e meglio è. Su Zarmano chiaramente intanto bisognerà che il Catania chiuda questo accordo. È il nome ovviamente più in voga, potrebbe essere che dopo Pasqua si trovi la quadra. Fra parentesi è previsto un viaggio di Grella in Australia proprio per parlare con Pelligra e con Bresciano nella prossima settimana, proprio in corrispondenza con la pausa del Catania. Si parlerà ovviamente anche di Torre del Grifo, ma probabilmente anche del nuovo direttore generale, chiaramente che avrà sotto di sé e chiaramente i dipendenti, per cui bisogna anche verificare, uno dei suoi compiti sarà anche quello di verificare tutta la situazione che ha all'interno del Catania, oltre all'aspetto del budget chiaramente per il prossimo anno, ecco, da valutare tutto un lavoro in con gli prospettiva per il amministratori. prossimo anno. Chiaramente per quest'anno il direttore generale penso abbia ben poco da fare perché è tutto già incanalato. No, è ovvio, sono tutte cose che la vanno, programmazione, ma va benissimo fatta. E per quello l'idea sarebbe quella di averlo prima rispetto alla fine del campionato. I tempi sono quelli, è giusto iniziare a programmare. Giusto, qualche mese prima si programma il campionato futuro, anche a livello, sentivo, di strutture. Anche a livello di gestione economica, perché il direttore generale, come hanno detto, entra in tutte le componenti. Chiaramente, perché tutte le componenti fanno parte appunto anche quella di rappresentanza sotto certi punti di vista può diventare una componente anche del direttore generale, ma che chiaramente forse riassume un po' meno sull'aspetto tecnico, perché là c'è il direttore sportivo e l'allenatore, quindi là è l'unica parte dove solo a livello economico entra nel budget di quella che è la squadra in costruzione. Allora ritorniamo con la nostra analisi tattica, dobbiamo andare velocissimi perché siamo quasi in chiusura, ancora vi dobbiamo dare le due probabili formazioni, i direttori di gara. Andiamo a vedere il primo gol di Patierno, perché ne avevamo parlato, no? E voglio capire da voi, vediamo le immagini fra un po' con i tagli. Questo è ancora invece la Cavese, dobbiamo andare al taglio numero 6, eccolo qua, con il gol che arriva con Sounas. Ecco, vi chiedo se c'è qualche mancanza da parte della difesa del Catania, per esempio Gherardi in questo caso, adesso la palla andrà avanti, per esempio Di Tacchio su Patierno, detto che il gran gol di Patierno resta ovviamente. Che mi dite? Prima cosa, magari non fare calciare il calciatore di Sounas, mi pare alla tre quarti, ma la cosa più bella la fa Sounas e l'assist. L'assist per è la cosa più bella, che non mi ricordo chi l'ha fatto. Sounas ha fatto un assist bellissimo, nessuno forse se l'aspettava, era messo pure male lì, per questo forse erano fermi i nostri difensori. Poi il calcio di Patierno è di categorie superiori. Stiamo restando che l'Eurogol, che in queste categorie poche volte si vede, però è chiaro che 4 giocatori che circondano i due sono stati a guardare, perché poi la palla non è stata al volo e poi la palla ha toccato 2 volte terra prima, quindi il tempo magari di intervenire presumo ci possa essere. Andiamo a vedere il secondo gol di Patierno invece, su cui si sono scatenate le polemiche a Catania certamente, ma un po' in tutte le zone che riguardano il girone C, a parte qua l'esterno di destra dell'Avellino che supera tutti i difensori del Catania, e poi il tiro di Patierno con un po' di ritardo magari a chiudere su di lui, la palla che rimbalza, l'intervento di Dini su un pallone che rimbalzava, ma soprattutto le polemiche sono state, a parte Cancellotti appunto che vediamo qui, a parte il tiro di Patierno, per la posizione, fra un po' la vedremo, di Lescano davanti. Eccolo qua, guardate il cono che sarebbe la visuale di Dini, e lì davanti c'è Lescano. Influente? Sì. No, perché mai si è parlato molto di questo, per cui per te è influente? Sì.
Probabilmente perché davanti al portiere, perché al momento del tiro il portiere ce l'ha davanti e non sa se sta palla arriva a destra o a sinistra, quindi non l'ha vista sicuramente partire, però c'è un errore sull'esterno, 3 uomini non possono farsi saltare, là c'è fallo tattico e finisce. Il gol tutto. l'ha fatto Cancellotti, l'ha fatto 3 lui, uomini, saltato tutti, l'ha messa dietro, il gol penso quando parla di episodi l'allenatore parla anche nel secondo gol di questo qua, 3 uomini a livello di esperienza, non ci arriva il primo e il secondo, il terzo deve fare fallo tattico e finisce tutto. Allora, noi ci fermiamo, fra poco vi facciamo vedere la fase di possesso invece del Catania, compreso il gol di Lunetta, e poi le probabili formazioni. A fra pochissimo. Ritorniamo in studio, la nostra preview, ultima parte. Allora, vi avevamo detto, abbiamo gli ultimi 3 tagli da farvi vedere che riguardano il Catania. Partiamo dal gol di Lunetta, perché vi faccio vedere che De Rose ha 2 possibilità: servire Anastasio da questa parte, lo vedete a sinistra, oppure Lunetta in mezzo. De Rose in questo caso decide di andare al centro. È molto bravo, è importante anche il lavoro di Jimenez per l'attacco sulla seconda palla, perché da questo rimpallo poi arriva Lunetta alla doppia conclusione, prima con la parata e poi con il gol decisivo. De Rose, insomma, questo tipo di con De Rose che va a servire il giocatore del Catania, spesso e volentieri l'abbiamo visto in questo campionato. È lui che spesso e volentieri innesca la punta oppure l'esterno. Verticalizza, ma là ci vuole l'appo come è stato bisogna accorciare, perché Lunetta spalla alla porta, non può che poi scaricare a qualcuno e ci deve essere l'uomo. Infatti che Jimenez va a accorciare e poi è nato il gol. E poi nasce il gol. Vi faccio vedere un'azione seguente, finale del primo tempo, perché è un po' simile, no, a quella del gol, però in questo caso vedrete che De Rose questa volta va a sventagliare dalla parte opposta, si sventaglia dalla parte opposta per Anastasio, che invece va a fare l'assist per Di Tacchio, che è libero, liberissimo, un po' quello che vedevamo prima. Concedono, ad esempio la Cavese concede molto in quella zona, Di Tacchio va alla conclusione, però fuori. Di Tacchio, che ricordiamo non ci sarà nella partita di domani, che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro per tutti. Allora andiamo poi all'ultima, invece lo sviluppo laterale del Catania, lo vedrete con una serie di dai e vai, di triangolazioni che sembrano un po' tipiche della pallacanestro, no? Un tempo nella pallacanestro si chiamava dai e vai, invece nel basket è triangolo, ma in questo caso lo possiamo chiamare anche in questo modo, proprio il dai e vai. Poi Lunetta che vince questo 1 contro 1, va al cross, e De Paoli che viene anticipato dal difensore centrale avversario. Ma vi facciamo vedere questa immagine proprio per fare capire come il Catania riesce a costruire il gioco partendo appunto dagli esterni. Luca e Lucio. Sì, bellissima azione, in 2 passaggi, con 2 passaggi sono arrivati a Lunetta, ma qui Lunetta è stato forte fisicamente, proprio si è spostato, il difensore non è riuscito a contrastarlo, poi lì può fare anche se fa fallo, c'è. È quello che dicevamo di Lunetta da sempre, no? E poi però è importante, no, quel gioco sull'esterno. Sì, ma Catania nell'ultima partita, avendo recuperato tutti questi giocatori, ha varietà di gioco, no? Sì. Abbiamo visto verticalizza verso il centro, parte dagli esterni, fa l'1-2, raddoppia sugli esterni e quindi c'ha la superiorità numerica, quindi avendo tanti. E poi la cosa principale è che si stanno muovendo tutti senza palla, perché è essenziale in questo tipo di situazioni, i giocatori devono muoversi tutti senza palla e non dare diciamo, riferimenti come è successo. Lunetta, avete visto, è svariato fino a qua sotto, esce dall'aria, entra Jimenez, quindi muoversi è quello là che devono fare, indispensabile per non dare punti di riferimento. E parliamo di una difesa prima in campionato, quindi anche là l'abbiamo messa in difficoltà. Ho parlato di creare il gol, ovviamente intendevo creare occasioni da gol, in questo caso era abbastanza evidente. Allora, prima di salutare, mi dico dalla regia, già mi fanno cenno che dobbiamo salutare, ma ci arriviamo fra pochissimo. Prima le probabili formazioni con la Cavese, inizialmente, eccola qua, abbiamo schierato con questo completino bianco-azzurro, sarà un po' più scuro, questa è il 3-5-2 di Maiuri, qualora appunto non ce la dovesse fare Rizzo, andrebbe Loreto lì sulla sinistra, si sposterebbe Vitale
a destra con l'ingresso di Fella. Ricordiamo che Fella è in dubbio, Chirico e Verde a comporre i due lì davanti e il ritorno appunto di Piana dietro per il 3-5-2. Mentre invece per quanto riguarda il Catania vi diciamo che c'è una possibilità, forte possibilità, che Inglese possa giocare dal primo minuto la partita di domani. Dovrebbe giocare Quaini al posto di Tacca, anzi giocherà Quaini al posto di Tacca, perché l'ha detto anche Toscano oggi in conferenza stampa. Jimenez e Lunetta, l'opzione ovviamente come sempre lì davanti, lo sapete, è De Paoli come prima punta o Montalto, oppure Lunetta come falso 9 e Stoppa lì insieme a Jimenez. Ma vi diciamo che l'opzione inglese è tenuta molto in considerazione fin dall'inizio per la partita di domani. Andiamo a vedere gli arbitri con Poli di Verona, che è il direttore di gara, e poi i due assistenti che sono Lauri Di Gubbio e Tommasi di Lecce, e il quarto ufficiale Caggiari di Cagliari. Questa volta sì, abbiamo veramente chiuso con un minimo, questa volta un minimo di ritardo, ma intanto io ringrazio Luca Di Gregorio. Ciao Luca. Grazie a voi, alla prossima. E ringrazio Lucio Tosto. Grazie Marco per l'invito. E invece vado da Anna per salutarla e per darvi l'appuntamento ovviamente alla prossima. Ciao Marco, grazie a te. Io vi comunico che prossima settimana non ci sarà la trasmissione perché il Catania non giocherà, quindi noi ci vediamo venerdì 25 alle 14:30. Venerdì 25, in cui allestiremo insomma qualcosa di caratteristico, visto che andiamo in onda pressappoco a ora di pranzo, e qui ci troverete impegnati. No, sto scherzando, invece seguiteci se possibile anche il 25 aprile. Io vi ricordo ovviamente la diretta di domani su Telecolor a partire dalle 2 con il nostro Angelo Patanè, diretta in chiaro, in esclusiva la diretta stadio condotta da Alberto Cigalini con Angelo Gagliano, insomma come al solito la nostra grande squadra per raccontarvi Cavese Catania di domani. Noi come detto ci rivediamo invece il 25 di aprile. Ciao a tutti.